I carabinieri di Rossano hanno arrestato 4 dei 5 componenti di un'organizzazione criminale che in provincia di Cosenza avrebbe organizzato e gestito numerosi sbarchi di immigrati clandestini, curandone anche lo smistamento su tutto il territorio nazionale. Emesse ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di 3 italiani e 2 egiziani accusati di favoreggiamento e sfruttamento dell'immigrazione clandestina. Un protocollo d'intesa per la diffusione della cultura e dell'identità dei paesaggi calabresi nella scuola. È questa l'iniziativa presentata questa mattina a Catanzaro. L'intenzione è quella di accrescere la sensibilizzazione della società civile sul valore dei paesaggi, partendo dagli studenti di età compresa tra i 7 e i 12 anni. A loro sono rivolte una serie di iniziative che partono con la formazione del personale docente, che potrà utilizzare anche un apposito kit didattico. Ha preso il via oggi la terza edizione di Start Cup Calabria 2011, promossa dall'incubatore di imprese TechNest dell'Università della Calabria e di Consulting by dPixel. È stato quindi presentato il corposo programma caratterizzato da tante novità. La Start Cup Calabria è una business plan competition tra idee innovative di impresa da trasformare in start-up, promosse ed elaborate da studenti, laureandi, laureati, ricercatori, docenti e neoimprenditori. Un weekend, quello del 4 e 5 giugno prossimi, dedicato alle serate conclusive della 15ª edizione di Moda Movie, Mediterraneo e il mare di mezzo. Sabato 4 la giuria visionerà i 7 cortometraggi arrivati in finale e sceglierà le migliori 3 pellicole. La serata di domenica 5 è dedicata agli stilisti, con abiti esclusivi che rievocano la natura dolce e selvaggia della nostra terra.